Buona visione con i supermercati The Spar, Eurospar, Interspar. Ben ritrovati a Effetto Friuli Giovani. Settima puntata, questa dedicata all'associazionismo, all'integrazione attraverso quello che può essere il volontariato, lo sport, le varie esperienze insomma vissute dai ragazzi nei loro comuni, nelle scuole, con associazioni private e quant'altro. Parleremo all'interno di questa puntata anche di della Carovana dello Sport Integrato, un evento che si svolgerà a Lignano ad aprile, e sentiremo anche le testimonianze dei ragazzi. Vado però intanto a presentarvi gli ospiti di questa sera. Al mio fianco Miriam Tulissi, che è un'animatrice della parrocchia del Carmine di Udine, la parrocchia di Via Aquileia, una parrocchia particolarmente multietnica di cui poi ci parlerai della tua attività. Al suo fianco l'assessore alla cultura di Lignano Sabbiadoro Ada Iuri, buonasera e benvenuta. E poi abbiamo il nostro professor Babbo, che insomma è sempre una guest star. Arriverà poi appunto anche il professor Giuliano Clinori, che è il responsabile referente della Carovana dello Sport. Allora, l'obiettivo era quello di discutere con i ragazzi di come vivono loro l'associazionismo, o comunque la possibilità di fare qualcosa in gruppo, anche extrascolastico, e di abbattere un po' le barriere che possono essere quelle etniche, ma possono essere quelle culturali o anche di semplicità, no? Partecipando a delle attività sul territorio. Partirei dal professor Babbo perché diciamo è una persona particolarmente attiva e sono tanti i progetti che la vedono protagonista. Che cosa sta facendo adesso? Che cosa sta lavorando? In passato avevamo parlato anche qui a Effetto Giovani di un viaggio all'estero con dei ragazzi della scuola, eccetera. Cosa bolle in pentola? Ma sono tantissime le cose, devo dire ecco, che non tanto da protagonista quanto da persona che coinvolge i ragazzi e poi segue quello che i ragazzi poi intuiscono come vero, come importante. In questo periodo con 2 o 3 gruppi tra Cossignacco e San Giovanni alla Natisone stiamo facendo un'esperienza di cena povera per poter autotassarci, quindi tirare fuori un bel gruzzoletto, puntiamo intorno ai 1.000 euro. E la cena povera peraltro è un'esperienza interessante perché come funziona? Ecco, Che funziona in questo modo. Intanto scatta per primo un dialogo in famiglia, con la mamma si fanno i conti in quella sera quanto sarebbe costata la cena di quel figlio, okay? Quel ragazzo lì sa che i 70 centesimi per i tortellini, l'euro per l'hamburger e così via ha una cifra. Quella sera lui rinuncia a mangiare quel cibo, quindi ha quei soldi, li porta al gruppo e nel gruppo ha altri compagni, 20-30 amici che ci si trovano nella stessa stanza, rinunciamo a questi soldi, vengono messi ecco, in una cassa comune e condividiamo poi una cena povera fatta o di riso bollito, di qualcosa del genere, e ci sensibilizziamo poi attraverso video, attraverso esperienze anche di squilibri nord-sud del mondo o anche squilibri presenti anche solo nella nostra città, certo. Anche qui ecco, non serve andare così lontano per trovare persone che magari hanno delle fatiche, delle ferite riguardo proprio anche la parte economica. E facciamo questo, i soldi che riusciamo a ricavare, devo dire che possono essere anche delle cifre interessanti, poi verranno spese per emergenze o della nostra città o come abbiamo fatto 2 anni fa per l'Albania. L'esperienza dell'Albania sarà aperta ai nostri allievi come abbiamo fatto già 2 anni fa. Sono esperienze che fate con i ragazzi delle scuole? Cioè, i ragazzi allora, che vi abbiamo avuto come
sponsor che ci ha ospitato una parrocchia, la parrocchia di Via Riccardo. La parrocchia di Via Riccardo è particolarmente sensibile alle tematiche della povertà, non soltanto quelle all'interno, ecco, della zona, ecco, ma anche fuori. Ecco, la parrocchia di Via Riccardo ha dato forti contributi per un villaggio vicino a Scutari, un villaggio di 4.000 giovani, di 4.000 persone particolarmente povere. E grazie a loro siamo potuti andare lì, lavorare, condividere, conoscere la storia di queste persone e condividere un po' l'energia giovanile che i giovani hanno ovviamente, ma anche poi anche le fatiche. Qualcuno ha aggiustato qualche impianto elettrico, qualcuno ha pulito case. Ecco, è stata un'esperienza così bella che quest'anno che si vorrebbe ripartire, quelli che ci sono già stati vorrebbero anche tornare. Ecco, quindi vuol dire che i ragazzi sanno dire di sì. Ecco, quindi sono tante le cose che bollono in pentola. Questo è il periodo anche che sei chiamato magari a incontrare giovani che vogliono dedicare una parte dell'estate, 3 settimane, un mese, ai vari estate ragazzi, centri estivi, Grest, ecco, tutte le attività. Ce ne sono del genere. diversi, anche tra i nostri ragazzi, perché si parlava, io appunto abbiamo un po' sondato, no, nel corso della settimana, e diversi insomma di voi hanno fatto o faranno esperienze proprio nell'ambito dell'animazione. Però qua abbiamo anche un'animatrice, no? Un'animatrice che opera insomma nella parrocchia del Carmine, abbiamo detto. E da quanti anni fai questo lavoro, tra virgolette? 9 anni. 9 anni, quindi hai cominciato giovanissima. In seconda media, sì. E qual è stato il percorso? Come funziona per uno che volesse, magari da casa non lo sa, entrare nel giro e fare l'animatore? Beh, ci sono vari modi. O ci cresci un po', cioè, per esempio io sono nata un po' nell'oratorio. Da quando sono piccola sono sempre stata abituata con i miei genitori, col catechismo, perché poi comunque nella parrocchia ci sono varie attività che è possibile fare, e una di queste è il catechismo, che poi un po', diciamo, ci ha portati a voler fare gli animatori, non a tutti ovviamente, però se una persona, se un ragazzo sente di voler provare, perché alla fine un po' si prova. Beh, certo. E non è, cioè, arrivi lì e non sai cosa devi fare all'inizio. Fate un po' di formazione, c'è un percorso sì, anche c'è una formativo? formazione tra di noi, quindi facciamo delle riunioni, poi c'è comunque la pastorale giovanile di Udine che propone durante l'anno delle scadenze, dei momenti in cui si condivide anche con gli animatori delle altre parrocchie quello che un po' si fa durante l'anno. Quindi insomma vi mettete a confronto anche realtà diverse, di zone chiaramente della nostra città diverse, con esperienze diverse. Che cosa ti ha, al di là del fatto che vabbè frequentavi l'ambiente eccetera, che cosa ti ha fatto decidere per, comunque immagino animatrice di bambini e ragazzi? Quindi. Sì, bambini delle elementari e ragazzi delle medie, poi in realtà comunque ci sono anche ragazzi delle superiori, ma di solito vengono a fare ad aiutare, a supportare. Sì, no? Ma c'è un po' tutto il clima che si crea all'interno della parrocchia, comunque soprattutto del gruppo animatori. Prima di te, quando sei piccolo, vedi gli animatori che ti animano, e questo, cioè tanti bambini, compresa io quando ero piccola, cioè, ti guardano come per dire tu sei un po' l'esempio che vorrei sì, punto di riferimento, avere, no? sì, certo. E vorrei diventare come te. È molto bello questo, il fatto che i bambini vogliano essere come te, quindi fare l'animatore dopo. È un po' questo, cioè alla fine io volevo essere come i grandi che prima. C'è un po' un passaggio di testimone, sì, no? esatto. Anche nel coinvolgimento. E quanti di voi, per alzata di mano, così non vi faccio parlare subito, fanno attività di animazione tra quelli che, ok? Bene, adesso vi faccio parlare invece a chi passa il microfono. Comincio da Siria, che così, se glielo passate, ecco, grazie, visto che sei spigliata. Tu dove fai animazione? Allora, io faccio animazione a Pavia di Udine, che appunto lì si chiama Grest, ma è sempre un centro estivo. E io ho fatto per 4 anni e comunque anch'io come la ragazza fin da piccola volevo fare. Cioè nel mio caso invece è capitato che appunto ti hanno chiamato, perché a me un giorno è arrivato un messaggio: ti andrebbe di venire a fare l'animatrice? Va bene! Cioè, appunto, o viene chiamata oppure ti informi tu. Insomma, è anche un coinvolgimento, no, dei ragazzi che magari sono in età per fare insomma, poi associazionismo o quant'altro. Di cosa ti occupi? Di cosa vi occupate? Allora, si divide in 2, con le elementari e con le medie. Le medie sono in un altro paese lì a fianco.
E appunto io ho sempre fatto con le elementari, dove la mattina si facevano attività manuali oppure sportive, e il pomeriggio ci sono i giochi divisi in squadre. In base a in base a chi vince il gioco si danno punti alla squadra e poi l'ultimo giorno si decreta chi vince. Sì, si fa un po' un piccolo campionato, no? Giusto per animarli. Anche voi siete divisi con le fasce d'età, eccetera? Noi no, cioè diciamo che è un po' diverso, anche perché durante l'anno abbiamo ogni sabato animazione e facciamo un po' con tutti, quindi elementari e medi, ovviamente poi magari ci sono dei giochi in cui si divide un pochino, in base anche agli animatori che ci sono. Quindi c'è un'animazione che, diciamo, esula un po' il discorso catechismo. La parrocchia in questo caso propone un sabato per stare insieme, un sabato di aggregazione. Sì, esatto. Tra diversi, dicevamo che è una comunità anche multietnica e quindi in questo caso il ritrovarsi è anche fare integrazione, in particolare immagino con le nuove generazioni. Come va? Beh, va bene, devo dire che comunque coi bambini soprattutto non ci sono molti problemi, perché cioè per loro non fa differenza avere compagni con una pelle diversa, cioè non è un problema. In questo dovremmo prendere da esempio dai bambini. Beh, aiutano molto i bambini a fare, sì. Cioè quando sei animatore aiuta molto, davvero. Il senso di inclusione, no, è forte. E le famiglie invece, come in particolare, magari appunto, non so, gli stranieri immagino siano molti magari nati qua, ma da famiglie che si sono trasferite ovviamente in Friuli, in città, e quindi sono magari appunto perfettamente integrati perché frequentano le scuole, il giro di amici è sempre quello della zona dove si abita e quant'altro. Le famiglie riuscite anche a coinvolgere attraverso l'attività che proponete? Beh, spesso, comunque anche molte mamme soprattutto vengono per qualche laboratorio, perché noi magari facciamo comunque dei laboratori, possono essere manuali appunto o di sportivi, soprattutto quelli manuali, e le mamme soprattutto vengono spesso, chiedono di poter condividere magari delle esperienze anche del proprio paese, quindi è bello perché i bambini cioè, conoscono un po' quello che è anche il resto, non soltanto la loro piccola realtà. Esatto. Professor Babbo, questo è anche fare integrazione, riuscire a dare un humus comune dove... Ma assolutamente sì, e poi c'è un'integrazione, ho ben presente la loro esperienza perché ho la fortuna di, a maggio più o meno venire a trovarvi, ecco maggio-giugno, a trovarvi per fare un piccolo incontro informativi per gli animatori, di vedere che c'è un'integrazione sia geografica, ma anche di età, perché c'è l'animatore molto giovane, c'è quello più grande, ma c'è anche il genitore, c'è il gruppo che fa da mangiare, ecco, c'è un vigile in pensione che è un mito, ecco, che dà, ecco, ci sono parecchie persone che danno una mano. Tutto questo è integrazione, ecco, e lo trovo bellissimo. Ma questo è presente in moltissimi del nostro territorio, è molto ricco da questo punto di vista. In particolare magari nei paesi, questo è un po' più particolare, ci sono delle parrocchie, no, che fanno molto comunità a Udine, ne abbiamo citate due, però insomma in una zona del centro riuscire a insomma, portare, poi è gente esclusivamente residente lì, no? Immagino che sia... Ragazzi anche che altre magari veicolati tramite la scuola, immagino che sia facile anche coinvolgere degli amici di scuola, magari compagni di scuola, in progetti, no, che poi appunto sono diciamo extrascolastici. Allora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo qui in diretta. Se volete commentare potete scriverci al messaggio e inviarci messaggi al numero che vedete in sovraimpressione. Grazie. Go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Eccoci rientrati. Allora, ci ha raggiunto in studio Giuliano Clinori, responsabile della caravana dello sport integrato. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, le riassumo quello che diciamo si è perso. Abbiamo parlato di associazionismo, abbiamo parlato di delle attività che si svolgono appunto anche nelle parrocchie, di animazione, di coinvolgimento dei giovani e non solo, anche delle famiglie, quindi insomma di queste situazioni di incontro, di integrazione etnica, culturale
culturale e anagrafica. Abbiamo però un esempio sportivo molto particolare di cui ci piaceva parlare, che è appunto la carovana dello sport integrato. Che cos'è la carovana dello sport integrato? Allora, buongiorno a tutti, salve ragazzi. Io sono Giuliano Clinori, vicepresidente nazionale della CUSEN, che è un'unità di promozione sportiva, e anche di Special Olympics, il direttore regionale. Special Olympics è un movimento per ragazzi con disabilità intellettiva. In questo caso, come ente di promozione, abbiamo fatto un progetto a livello nazionale dove è stato qui vediamo delle immagini finanziato dal Ministero degli Interni, che ha avuto anche l'onore di avere la medaglia del Presidente della Repubblica per l'iniziativa. Ma la cosa bella di questo progetto è che è nato da una carta dei valori fatti da ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia. Hanno buttato giù proprio una carta dei valori e attraverso una carovana dello sport integrato, l'abbiamo chiamata carovana proprio per quello, perché è partita la scorsa settimana da Palermo, adesso è a Reggio Calabria e poi arriverà fino a Lignano e da qui ripartirà per fare Veneto e Trentino, dove ci saranno dei ragazzi all'interno della carovana che si incontreranno con dei giochi, in questo caso il calcio, e faremo delle partite di calcio con lo sport inclusivo. Però la cosa fondamentale di questa carovana è il progetto, perché non si parla più perché fino a qualche anno fa chi aveva problemi, difficoltà veniva o escluso e marginato. 10 anni fa veniva anche nascosto e i genitori magari si vergognavano di avere un figlio con disabilità. Mentre adesso vengono portati fuori, si fa i lavori insieme, si gioca insieme abbiamo creato un regolamento e quindi c'è la possibilità di giocare, di fare le partite con ragazzi con disabilità, con dei regolamenti già preordinati, per cui si può giocare, si può divertire insieme. E il bello di questa carta dei valori è che abbiamo chiesto a tutte le scuole cosa ne pensi della diversità, se c'è un ragazzo con delle diversità rispetto a noi, che siano fisiche, che siano intellettive, che siano culturali. E è stato bellissimo perché con le vostre, perché poi sono le vostre idee, non le nostre, abbiamo visto che la società non è poi così male come pensiamo noi. Abbiamo avuto degli spunti incredibili, bellissimi. Per quello che vi dico, il Presidente Mattarella ha voluto da Campidoglio far dare il via proprio alla carovana e consegnare al nostro Presidente nazionale questa medaglia. E quindi quello che dico anch'io, anche come Special Olympic, devo dirlo visto che sono qui, oggi sono rientrati da Abu Dhabi i nostri ragazzi, 115, sono andati a fare gli Special Olympic Games, che è stato l'evento sociale più grande al mondo mai fatto. È andato in diretta su tutte le televisioni del mondo. Molto anche... Il Presidente Conte ha voluto dare anche qui l'avvio, per cui le istituzioni sono presenti e sono sensibili. Devo dirlo, da friulano, noi da anni promuoviamo lo sport inclusivo, siamo stati tra i primi, se non i primi. Io stesso ho fatto i primi campionati italiani di karate a Milano con 2000 ragazzi, con dei ragazzi con disabilità all'interno dei campionati, che prima era vietatissimo dalle federazioni. Beh, lo sport insomma si è mosso molto, no? Lo sport si è mosso molto, grazie anche a delle figure ma anche le testimoni. società anni fa venivano respinti, anche a volte era un problema riuscire a entrare nel mondo sportivo. Adesso invece quasi tutte le nostre società sportive hanno uno spazio per fare dello sport inclusivo, cioè ragazzi con disabilità. Parlo alle società più rinomate, a Udine, non so, la Scherma, l'ASU, la ginnastica, all'interno dove ci sono i campioni, i VIP che stanno andando anche molto bene dal punto di vista agonistico, ci sono anche i ragazzi con disabilità. Beh, insomma, è e giusto... quindi il messaggio è questo. Anni fa, vi faccio un esempio semplicissimo. Una bambina con sindrome di Down in una scuola di Tavagnacco di 6 anni, che già per i genitori, voi capite da soli che è un problema, è una difficoltà quando si ha un bambino questo qui, tutto diventa difficile, perché può succedere a tutti. E quindi può succedere di avere un bimbo che è disagiato, che ha delle diversità. La situazione, vi dico, 10 anni fa, com'era? 15 anni fa.
venivano anche nascosti o chiusi in una stanza, se non messi, e quindi Beh, da una diciamo che non era situazione neanche facile già trovare, no, difficile spazio. c'era ancora una regressione incredibile, e quindi adesso con lo sport inclusivo, non lo dico io per dirvelo, i risultati raggiunti da questi ragazzi, soprattutto i ragazzi autistici, quelli con disabilità, sono incredibili anche a livello fisico, ragazzi con autismo che riescono a collaborare, a parlare, a relazionarsi con gli altri. Ma la cosa più bella ancora è che voi, e cioè i ragazzi elementari, quelli superiori, la diversità non l'hanno vista. Quando abbiamo inserito i nuovi ragazzi, la diversità la vedevamo noi adulti, la disabilità. I ragazzi, soprattutto i bambini più piccoli, hanno accettato senza nessun problema i ragazzi con disabilità negli sport, nei giochi, e quindi è stato bello questo e ci ha fatto un po' riflettere per dire che forse la diversità ce l'abbiamo noi nella Ne parlavamo prima con i bambini, non vedono razze, non vedono colori, si gioca, si sta insieme per il piacere di stare con un altro individuo, e noi adulti purtroppo perdiamo, no, di vista un po' queste cose, però appunto per fortuna ci sono delle realtà che ci ricordano. Tra i ragazzi c'è Giuseppe, dove sei? Eccolo qua, grazie. Buonasera. Tu parteciperai o hai già partecipato a un'edizione di... Allora, dimmi di che scuola sei, che così sono anche... dell'Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Lignano Sabbiadoro. È stata l'unica scuola in Friuli a partecipare a questo progetto. Ci è stato proposto inizialmente verso novembre, ottobre-novembre, dal prof Gigante, viceprede della scuola, e tutti noi abbiamo adeso a questo progetto senza alcun fastidio, come si suol dire, però con un attimo di, diciamo, attenzione e preoccupazione a quello a cui andavamo incontro. Abbiamo fatto degli incontri ogni mercoledì 2 ore di formazione e informazione, e più incontri facevamo e più ci accorgevamo che questo progetto era utile sia per noi che per gli altri in generale, per la società. Andando avanti siamo riusciti anche a fare delle partite di calcio integrato, appunto, le quali hanno suscitato interesse, ulteriore interesse nei ragazzi. Hanno partecipato 2 classi, la terza A e la quarta A, e tutti si sono trovati bene e hanno ampliato il loro modo di pensare. Bene. Questi ragazzi disabili che hanno giocato con voi frequentano la vostra scuola o da dove? No, sfortunatamente non siamo riusciti a giocare con ragazzi disabili, però tra le classi abbiamo siete mescolati tra di voi? Esatto, ci siamo mescolati, abbiamo fatto un test, che serve un test per dare dei numeri, i quali indicano, diciamo, tra virgolette, la bravura del giocatore, e in base a quei numeri ci siamo messi in campo e abbiamo giocato nella palestra della scuola. Ok, allora, Assessore Ada Iuri, buongiorno. Lignano appunto ospiterà questo evento. Cosa significa anche a livello comunale dare spazio a questo tipo di attività? Allora, il comune di Lignano, chiamerei più la città di Lignano Sabbiadoro, ha grandi strutture sportive, spesso viene identificata come la città dello sport, però all'interno delle strutture e oltre le strutture c'è una particolare vocazione all'accoglienza, all'integrazione e soprattutto all'attenzione ai ragazzi, nel senso che ogni scuola di Lignano, sia la scuola elementare media, quindi istituto comprensivo, sia l'istituto tecnico educativo per il turismo, hanno un patto tra scuola e territorio, cioè il comune, la città è aperta alla scuola e la scuola collabora per progetti comuni. E infatti credo sia proprio all'interno della settimana dinamica che nasce questa partecipazione alla carovana dello sport. I ragazzi dell'istituto di Brazzà sono aperti a molte esperienze e ci sarebbe un grande sogno nel mio cuore, insomma, che vorrei realizzare. Si può dire, sì. Non so se si può dire, però questi ragazzi vanno assolutamente impegnati, vanno
stimati, vanno valorizzati, perché moltissimi ragazzi che escono da questo istituto hanno proprio un'apertura nei confronti del mondo davvero particolare. C'è da dire, e ho sentito le esperienze di Udine, c'è da dire che Lignano è un territorio un po' sui generis, una città stravagante, nel senso che è molto lunga, grande, spaziosa. Quanti sono, scusi, i ragazzi di Lignano per alzata di mano? Ne abbiamo parecchi, quindi insomma... sì. E in questo spazio l'unico modo per conoscere altri ragazzi e per condividere la realtà associativa, locale. Sì, è attraverso la scuola. Ed è dalla scuola che nascono poi i volontari, gli animatori, come diceva, nel senso che è dalla scuola che parte questa volontà del giovane a partecipare alla vita della città. Io con i ragazzi che conosco, ne conosco abbastanza, io vengo dal mondo della scuola, dico sempre: vi prego, prendete in mano la città, perché la città è vostra. Nel senso che Lignano ha molto, però ci vuole il cuore, l'apertura e la facilità, insomma, a dialogare col territorio. Diciamo che l'Istituto Tecnico per il Turismo da anni ormai va verso questo sentiero e questo progetto di inclusione e soprattutto direi di partecipazione comune al destino di tutti, insomma. Ecco, poi ci sono, dicevamo, non parlavamo tra di noi quando ci siamo sentite per questa puntata, ci sono anche diverse iniziative che si svolgono sul Lignano ha circa 70 e che vedono associazioni. Però il coinvolgimento dei ragazzi. Esatto, Lignano ha circa 70 associazioni. Allora si nasce con un euromercatino nelle elementari, dove svuoti la cantina e davanti alla chiesa fai l'euromercatino. Alle medie diventi quasi animatore di quelli delle elementari e vai o a Fusine o in spiaggia a fare il centro estivo. Poi se diventi animatore importante, allora partecipi alla vita e al coordinamento del Lab Park, una sorta di parco giochi all'aperto dove ci si può riunire, ci si confronta, si può suonare, si può studiare, si può fare un sacco di cose, per cui ormai molte associazioni contano sui giovani, sui ragazzi. Per esempio ce n'è 4 nella protezione civile, per dire, cioè questi ragazzi di Lignano purtroppo... mi prendono spesso in giro. Proprio mi deridono, oltre che per il resto, anche perché dico sempre che i ragazzi di Lignano sono eccellenti, perché sono obbligati giorno dopo giorno a confrontarsi con una realtà che in regione non è così comune. Un po' atipica, esatto, insomma, sì. Un comune dalla vocazione turistica sì, spiccata, che vive anche 2 stagioni, no? Da mega popolata a poi una città normale, tra virgolette, ma che normale non vuole essere. Poi torniamo a parlare appunto dei vari progetti con i nostri ragazzi, pubblicità, torniamo subito dopo. Di nuovo in studio per parlare di associazionismo, di integrazione, di cosa fanno i nostri ragazzi fondamentalmente nel loro tempo libero. Abbiamo parlato anche del ruolo, nel caso di Lignano, della scuola, di ruolo centrale per diciamo convogliare anche le esperienze dei ragazzi. Abbiamo parlato soprattutto di sport, anche della carovana dello sport integrato che si muove in tutta Italia, arriverà ad aprile 7 l'8, dico bene? Ecco, a Lignano, unica tappa in regione, e fondamentalmente consiste nel far giocare insieme, nel far vivere la stessa esperienza sportiva ragazzi normodotati e ragazzi invece dotati di disabilità. Dotati, mi piace, di disabilità, perché in realtà è un di più. Allora, adesso invece, cari ospiti, ci spostiamo un attimo verso i nostri ragazzi. Alcuni sono già microfonati, molto convinti di rompere il ghiaccio, per sentire quali sono le loro esperienze. Cominciamo da te, nome e raccontaci che cosa fai. Ciao, sono Francesco, rappresentante d'istituto del Malignani, e io faccio parte della federazione Scout Europa, una federazione fondata da Sir Robert Baden-Powell, che all'epoca correva 1900,
decise di prendere in mano quella che era la situazione educativa e morale dei ragazzi inglesi, che vedeva deteriorarsi con l'avanzare dell'industrializzazione. Per questo si può pensare fosse un romantico, tuttavia da come si evince dai taccuini non è proprio così. Però insomma ha lanciato un'esperienza che poi esatto, negli anni ha preso non solo piede. è andata ben oltre i confini in cui è nata, ed è tuttora un'esperienza che coinvolge nuove generazioni di anno in anno. Esattamente, prima ad esempio si parlava di disabilità, io faccio parte di coloro che si occupano dell'area esploratori, quindi ragazzi della branca esploratori, ossia ragazzi dagli 11 anni ai 16. E prima appunto si parlava di disabilità, non so se l'ho già detto. Sì, non importa. Repetita dettagli, il bello della diretta. Appunto sì, ci sono dei ragazzi disabili che abbiamo avuto scout. l'opportunità e il privilegio di avere a che fare con ragazzi diversi e in realtà contro ogni pronostico hanno saputo integrarsi perfettamente all'interno di quelli che sono i ranghi e far proprio quello che è il trepiede della federazione, ossia fede, comunità e servizio. Quindi insomma anche questa esperienza rafforza. In realtà l'ho insomma. sbagliato, è strada, comunità, servizio, scusi. L'emozione è preparatissimo, è l'emozione. Quanti altri fanno scout per caso? Eccolo, ma tu sei una risorsa. Allora passiamo il microfono a Mattia. Marco. Ragazzi con i nomi non combinerò mai. Dici dove fai scout, come hai cominciato? E per che gruppo anche? Io faccio scout nella Gesci a differenza dell'altro. Quindi spiegami, sono due a Gesci? Sono sempre scout, sì. Solo che mentre il suo in qualunque parte d'Europa si trova, la Gesci è proprio solo dell'Italia, è un'associazione di scout cattolici. Faccio scout dalla terza elementare. Quindi diciamo che all'inizio sono stati un po' i miei genitori a... Perché loro venivano dal mondo scout? No, semplicemente hanno conosciuto persone scout, tra cui anche Lorenzo Bruno o Gabriele Bruno, insomma uno un atleta, l'altro invece che lavora nel campo vinicolo. E quindi hai cominciato E quindi ho cominciato così. E poi hai fatto carriera, tra virgolette, cioè come si avanza? Per età, nel senso quando raggiungi la fine delle elementari, primo anno di medie, ci sono passi, degli scatti di anzianità, diciamo. Esatto, passi con quel gruppo dopo. E adesso sono tuttora con gli scout di Feletto, quindi di qua. E mi piace e anche lì, e come diceva la ragazza prima della storia degli animatori, che adesso che sono un po' più grande rispetto ai bambini, tu pensi ai capi, a quanto ti hanno dato quando eri bambino e dici lo voglio fare anch'io, cioè anche per restituire quello che hai ricevuto. Quindi insomma un valore aggiunto. Altri che fanno scout, no, siete solo voi due di due associazioni diverse. Insomma, questi ragazzi sono molto impegnati e soprattutto è bella l'idea di questo passaggio di testimone, no? di sentire la responsabilità anche di seguire insomma un po' le orme di chi vi ha insomma animato, come dicevamo prima, in gioventù. Tu? Che contributo? No, hai il microfono per finta, però tu sei rappresentante di consulta del Malignani. Anche sì. questo è, insomma, impegno, però insomma tutto sommato anche tu collabori con ragazzi di altri istituti, quindi anche questo è un esempio di in un certo senso integrazione. Purtroppo devo dire che gestire un'infrastruttura tale da permettere un'integrazione sociale di qualunque tipo di studente, vedendo anche le difficoltà che ci sono con le varie disabilità, è un po' difficile, però ci stiamo lavorando, stiamo cercando di fare cose per quanti più studenti possibili. Posso citare l'anno scorso Studenti in Sella, che è un evento diciamo, in cui si va in bicicletta
in giro per il Friuli e a cui hanno aderito studenti di tutte le scuole. E dal punto di vista sportivo diciamo che siamo riusciti a integrare molto bene tutti gli studenti della regione. Per quello delle disabilità invece, dicevo, è molto più complesso. Volendo, sempre parlando di integrazione, potrei anche parlare di un progetto che ho sviluppato con il mio collega in consulta, Samuele Pantanali, che è anche presidente a livello provinciale, con il Malignani però, non con la consulta, Malignani 360, che sarebbe una specie di Google Street View all'interno del Malignani per facilitare, diciamo, per facilitare la vita ai ragazzi di terza media che la prima volta che entrano in una scuola grande come il Malignani, diciamo, sono un po' sperduti, no? Perché è appunto è un labirinto, sì, oggettivamente. Esatto. Insomma. E quindi a me, lui, l'estate di 2 anni fa è venuto in mente di sviluppare questo progetto che combina le più moderne tecnologie di realtà virtuale e renderizzazione grafica, diciamo, durante un periodo di alternanza scuola-lavoro. Ci ha tenuti un'azienda che si chiama Virtue e che fa videogiochi per i visori della realtà virtuale, e durante un periodo di circa 2 mesi in azienda più tutte le ore di lavoro a casa, siamo riusciti a completare questo progetto molto interessante che fortunatamente ho sentito che già in terza media i docenti promuovono. Quindi è stato, insomma, un piccolo successo, e anche in questo caso, insomma, in un certo senso, no, occuparsi anche di chi è più piccolo e che andrà lì, un po' come nelle associazioni. Assessore, forse è più difficile, diciamo, in città, anche come diceva il ragazzo, fare da collegare le scuole, cercare di creare un circuito anche tra le scuole. L'associazionismo forse si muove più, diciamo, nella parte privata. Una mia idea magari è sbagliato. Lei viene anche dal mondo della scuola, ha citato degli esempi, no? Perché era insegnante elementare, se non sbaglio, quindi insomma ha avuto a che fare proprio con i più fin dalla tenera età. Invece da voi l'esempio è l'esatto contrario, la scuola unisce. Le faccio un piccolo percorso. Un bambino di quarta, quinta elementare che fa l'euromercatino davanti alla chiesa, alla fine di aprile arriva al parco Hemingway e scopre la festa di Lignano in Fiore. Può dare una mano, può convincere o rompere le scatole agli adulti perché compri qualche cosa, eccetera. Può aiutare gli spettacoli, può pulire i tavoli, può giocare con altri bambini, utile, e partecipa. Poi questo ragazzo cresce, va alle medie, e un obiettivo importantissimo per un ragazzo delle medie è poter accendere il fuoco per la griglia. Pericolosissimo, però soprattutto i maschi, i ragazzi, accendere il fuoco è un rito di passaggio, è proprio un rito, praticamente. Sì, ecco, è un rito di... dall'accendere il fuoco... Vedo che si sono tutti animati, sì, Chi è che lo sa, chi è che sa accendere la griglia? Tutti, immagino. No, qua bisogna fare dei corsi. Esatto, mantenere il fuoco per la griglia è il secondo step. Da lì si passa alla parrocchia, giustamente, dove Don Angelo riunisce, predica, coinvolge, offre opportunità e si diventa animatori del centro estivo, della vacanza fusina, eccetera. Poi si cresce, si va, purtroppo Lignano ha solo un istituto superiore, quindi i ragazzi o spesso vanno fuori, esatto, spesso vanno fuori, ci si ritrova il sabato, e allora il sabato pomeriggio ci si ritrova fuori dalla chiesa, forse una pizza, forse un indirizzo per l'attività successiva, ma comunque ci sono degli appuntamenti in cui i ragazzi ci sono, e poi si entra, molti in effetti ne fanno parte, poi si entra nella Proloco e allora c'è un altro tipo di inclusione. Si va dagli anziani, per esempio, a offrire la serata del frico piuttosto che il ballo in compagnia, e si dialoga con le parti adulte della città. Ecco, anche questo è un aspetto, no, interessante, perché abbiamo parlato della parte più giovane, però in realtà è vero, tante sono le attività legate anche proprio al mondo degli anziani, no? Io credo che i ragazzi siano
i soggetti più aperti a ogni tipo di inclusione, proprio come diceva lei prima, non considerano il diverso o il poco lontano da me, ma sono tutte persone e non hanno il problema di accettare. A me non piace il verbo accettare. Sei una persona, stai con me, è bella finita, insomma, condividiamo quello che abbiamo senza che io stia a vedere se tu sei capace, quanto riesci, eccetera. Certo. No? Ecco. Dharma, sei microfonata. Abbiamo parlato del fatto che la maggior parte delle cose di cui abbiamo parlato parlano di ragazzi che partono da quando sono piccoli e crescono in un percorso. Ma se invece ci ritroviamo, ad esempio, alla nostra età, a voler iniziare un'esperienza di volontariato, comunque di collaborazione, sia con i più grandi che con i più piccoli, come riusciamo a farlo se siamo circondati da adulti o da ragazzi che hanno già fatto esperienza, sono già pronti? Cioè, come riusciamo, magari, non so, 17-18 anni? No. Nel senso, io penso che sia possibile, ci sono insomma delle realtà, no? Io ricordo ai miei tempi la Croce Rossa, la volontaria della Croce Rossa, nessuno voleva venire con me, neanche pagandoli. I miei amici, sono andata da sola in mezzo a queste persone sconosciute, mi sono divertita tantissimo ed è stato molto bello. Però a volte magari confrontarsi con gli adulti è un po' più difficile che confrontarsi con i coetanei, per quello, visto che di solito troviamo molti più adulti coinvolti che giovani. Sì, e questa è una cosa, prima di rispondere perché manca poco, effettivamente ne abbiamo parlato spesso, anche le associazioni proprio sono un po' in sofferenza, cito le più famose, Pro Loco, Protezione Civile, nei paesi proprio lamentano la mancanza di giovani che si buttano nell'avventura, che decidono di partecipare, di mettere a disposizione il loro tempo per questa attività. Fermiamoci subito per la pubblicità, così poi ripartiamo dalle loro domande e concludiamo in bellezza. Pubblicità. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. Eccoci rientrati in studio. Allora, domande ragazzi, partiamo da chi ha il microfono, facciamo prima la serie di domande e dopo gli ospiti rispondono. Salve, volevo fare una domanda al signor Clinori. Una volta iniziato il giro della carovana, qual è il suo futuro? Il futuro è il messaggio che i ragazzi tipo voi vogliono portare in giro per tutta l'Italia. Difatti su ogni regione che si tocca è un messaggio molto forte che viene trasmesso, parte dalle scuole ma viene trasmesso anche alle associazioni. Il messaggio è quello proprio dell'inclusione, di rapportarsi tra di noi, ed è un messaggio che avrà un seguito perché tutte, come vi ho detto prima, molte associazioni e federazioni hanno inserito nelle loro attività normali lo sport inclusivo. Quindi il messaggio è molto forte di collaborare con tutti, dell'inclusione, di accettare le diversità e di non esistono chi è grasso, chi è magro, chi ha disabilità, ognuno fa quello che può secondo le sue possibilità e per questo deve essere accettato senza nessuna diversità di razza, religione o di fisicità, ancora peggio. Ognuno ha i suoi limiti, come io ho la pancia, qualcuno è alto, uno ha gli occhiali. Ci piace, per citare Billy Wilder, nessuno è perfetto. Esatto, no? nessuno è perfetto. Dobbiamo, insomma, mettercela ma la logica via. è quello che Ed è invece giusto pensare vi così. posso dire di sicuro che tutti i ragazzi che si sono rapportati con i ragazzi con disabilità, eccetera, hanno ricevuto in cambio molto più di quello che hanno dato, sia in termini di affetto, di amore, di dialoghi, di rapporti. Questo è un dato che viene da voi, non da noi. Allora, i ragazzi qua al mio fianco, Marco, come ho detto, è una fucina di sorprese, ma anche la sua vicina di sedia. Mi ricordi il tuo nome? Martina, passiamo il microfono a Martina. Allora, loro hanno fatto, parlavamo adesso, il servizio civile per minori, quindi insomma non si fanno mancare niente. Che esperienza è stata e cosa hai fatto? Faccio parlare Martina solo perché dobbiamo alternare un po', no? Beh, entrambi abbiamo fatto un'esperienza. Voi vi conoscete per scuola, perché siete nella stessa scuola? No, appunto tramite questa esperienza ci siamo lì? conosciuti. Abbiamo fatto appunto questa esperienza di 360 ore di servizio civile presso l'associazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia,
che è un enorme esempio di inclusività, ma anche di aiuto, di comprensione. Ragazzi, sennò è fastidioso. Si tratta appunto di ragazzi autistici e vengono fatte diverse attività manuali, di sport, e poi c'è anche un gruppo sorelle, hanno modo di stare tra di loro i genitori. Io per esempio faccio parte del gruppo sorelle appunto perché ho un fratello autistico che lavora all'associazione, fa le varie attività insieme agli altri, ed è davvero un grande esempio di inclusività. Un'esperienza insomma che tu ci sei finita per motivi Sì, anche sì. così familiari, però è stata un'esperienza, i ragazzi che vengono lì insomma cioè la scelta, non siete gli unici immagino che hanno fatto il servizio civile. No, sono molti, infatti vengono spesso ringraziati al centro non solo i volontari del servizio civile, ma moltissimi che vanno a fare volontariato. Anche tra i genitori c'è tantissimo volontariato ed è una cosa che aiuta tantissimo l'associazione. Altre esperienze Esatto. di volontariato simili o comunque insomma nell'ambito dell'assistenza, che può essere certo ai disabili ma anche in generale? Nessuno. Allora, chi è che fa la maggiorette? Che in chat ci siamo scritti. Possiamo passare il microfono, giusto per così cambiamo. Questa è una cosa curiosa che mi ha sempre affascinato, confesso, quindi alzati in piedi gentilmente. Perché sì, impegno, sport, però anche attività insomma un po' più leggere che però insomma in realtà richiedono comunque impegno. Tu fai la maggiorette da quando eri alle elementari? Sì. Vicino alla bocca, il microfono, nome? Valentina. E come hai iniziato? E dove lo fai soprattutto? A Madrid di Facagna. È iniziato volevo provare e poi mi sono appassionata e siete in quante ragazze? Una ventina. Tutte della zona Sì, di Facagna più o meno lì? E di età compresa? Dai 10 anni a più dei 20. Quindi tu lo consideri, è uno sport poi a tutti gli effetti anche, no? Quindi, e amiche che hai coinvolto, sei riuscita a coinvolgere qualcuno della tua scuola o comunque, non so, lo fai con le tue amiche o sei andata da sola? No, sono partita da sola e poi abbiamo creato gruppo. Quindi insomma anche tante volte si possono, grazie della testimonianza, si possono anche fare delle cose appunto dicevamo da soli. Abbiamo una risposta importante in sospeso che era quella ad Arma. Chi vuole rispondere? Visto che si parlava di buttarsi un po' nella mischia e confrontarsi con un mondo di adulti, no? Guarda, Babbo, dai. quello che Dharma ci dice è una forte provocazione. Noi tre che insomma, forse nel campo del volontariato abbiamo passato parecchi anni, ci rendiamo conto di un grosso limite e di una grossa responsabilità nostra di adulti. Da una parte fidarci dei giovani, i giovani quando li metti alla prova, quando gli dai spazio diventano capaci di cose sorprendenti. E quindi dovremmo essere capaci di dare spazio, poi anche contemporaneamente capaci anche di diventare spazio, cioè cominciare a agevolare il loro inserimento. Non è sufficiente allontanarci e che loro abbiano poi uno spazio di protagonismo, ma anche quello di aiutarli a individuare quali sono i bisogni, quali sono le risorse che loro hanno. A me capita ad esempio di essere dentro su molte cose, non per altro, ma perché vedo un bisogno, ma ho anche la fortuna di frequentare 700 giovani tra una cosa e l'altra, tra gruppi e scuola, 700 giovani e individuare anche le risorse che possono dare. Quindi è bello vedere che risorse possono andare a soddisfare, a incontrare i bisogni del territorio e questo forse è una cosa che noi adulti dovremmo fare, non soltanto quello di intervenire ma anche quello di indicare possibili crescita di quel territorio, crescita di quel ragazzo. Ecco, questo secondo me è una cosa che noi adulti dovremmo imparare un po' di più, quella di dare il là e poi anche magari fare 2 passi indietro. Vedete ragazzi che poi alla fine si parla di loro, ma... Sì, prego. Una preghiera agli adulti che ci ascoltano, proprio una preghiera. Per favore, signori adulti, fidatevi dei ragazzi. Questa è una bella preghiera perché che i ci sentiamo di ragazzi condividere hanno ancora la mente libera ed è una mente capace di accogliere ciò che viene loro proposto. Per quello la domanda mi sembrava molto, molto importante, insomma.
Proprio anche nel percorso di Effetto Giovani, poi insomma è una realtà che ci confrontiamo con un mondo di giovani che davvero è sempre, come diceva il signor Clinori, alla fine restituisce molto più di quello che forse noi abbiamo dato, ci spinge a riflettere su delle cose appunto che un po' abbiamo sedimentato o lasciato così. Altre domande? Patrick, e anche tu. Allora, chi ha il microfono? Patrick. No, vai tu veloce perché sennò perdiamo un po' troppo tempo. Microfono vicino alla bocca. Buonasera, volevo fare una domanda a Prof. Babbo. Vai. Queste iniziative nascono di tua spontanea volontà oppure sono mosse dalla parrocchia? Ecco, proprio come vi dicevo, nascono dall'individuare i bisogni, nascono da rendersi conto che il territorio ha quel bisogno, l'altro bisogno, e poter capire anche che magari delle soluzioni ci sono. Nella nostra scuola abbiamo avuto, e qui c'è anche qualche ragazzo che ha partecipato a queste attività, abbiamo colto il bisogno di molti centri per anziani dove spesso per 1000 motivi non hanno amicizie, non hanno incontri, non hanno parentele che entrano in visita, e noi abbiamo avuto l'incredibile per me risultato, non me l'aspettavo quando l'abbiamo lanciato come proposta, di avere 120-130 giovani. Sono tanti. Che settimanalmente, 14 appuntamenti in giro per le varie case, per le varie situazioni, per anziani, e noi abbiamo avuto 14 appuntamenti settimanali dove non andavamo a portare un sorriso, la volta che porti il panettone, la volta che fai la piccola canzone per Natale, per Pasqua, così, ma portare un'amicizia. Tutte le settimane quell'anziano sapeva che quei giovani sarebbero arrivati. E qui ci sono alcuni che hanno partecipato a questa cosa, e ripeto, oltre 100 giovani che dicono di sì a un'ora della propria settimana, da settembre a giugno, e qualcuno anche d'estate, per me è sorprendente. Decisamente. Alzati in piedi per cortesia, tu che hai il microfono, no, non succede niente, tanto in realtà Buttazzoni è bravissimo, ti inquadra lo stesso benissimo, però così... Allora, volevo fare una domanda, dato che conosco molto bene la realtà in cui è andata, cioè l'Albania, che difficoltà hanno incontrato i ragazzi nel paese? Ma guarda, abbiamo avuto due suore anziane come età, come temperamento giovanissime, perché 2 ottantenni splendide, che ci hanno aiutato, seguito, quindi di grandi difficoltà che pensavamo di avere nella lingua soprattutto, non abbiamo colto, e abbiamo visto che nei bisogni ci assomigliamo tutti, nelle idee, nella lingua, nello stile, siamo tutti diversi, ma nei bisogni poi ci siamo subito resi conto quel bambino, quell'anziano, di che cosa avevano bisogno, e condivido quello che prima dicevi, di fatto siamo tornati a casa più ricchi. Forse il furgone è un po' più vuoto quando siamo tornati indietro, di tante cose che abbiamo portato, ma il cuore è molto più pieno. Ma insomma poi è anche un confronto, no? Sì, Con bellissimo, realtà bellissimo. E poi anche abbiamo conosciuto, una cosa che ha colpito molto i ragazzi, ma devo dire anche me, la storia dell'Albania, che di fatto non conosciamo, se non in modo molto superficiale e forse pieno di pregiudizi più che di conoscenze vere. Questo è vero. Altri interventi? Max, il microfono, vai. Ce l'hai? Sì, vai, alzati in piedi. Volevo chiedere al signore, in parte al prof Babbo, che differenza c'è tra lo sport integrato e lo sport paraolimpico? Allora, sono sport paraolimpico, allora faccio un riassunto velocissimo. In Italia lo sport è il CONI che è il gestore dello sport, quindi chi rappresenta l'Italia nel mondo è il Comitato Olimpico Nazionale, che è composto dalle federazioni, nuoto, calcio, eccetera. Poi è nato lo sport paralimpico, e cioè il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, che è un organismo staccato adesso dal CONI, ma è chiaro che è strettamente legato perché condivide tutte le cose insieme al CONI, arbitri e partite. Allora la differenza è che il CIP, che è il Comitato Italiano Paralimpico, l'obiettivo è sempre la prestazione atletica, e quindi ci sono atleti in base al tipo di difficoltà, se vedi tipo nella corsa magari che hanno l'arto artificiale, gli sci per i non vedenti eccetera,
Però alla base c'è sempre la prestazione atletica, chi fa il miglior tempo, chi fa la migliore prestazione. Sono in tutto e per tutto uguali alle Olimpiadi. Esatto, no? e difatti una nota per dirvi così, non so se può interessare, alle ultime Olimpiadi hanno ricevuto più sponsorizzazione il CIPE, cioè di sport paralimpici, piuttosto che di sport normali. Questa è una curiosità. Mentre poi andiamo sullo sport integrato. Lo sport integrato, che in questo momento magari Special Olympics è quello che lo rappresenta, che fa parte del CONI, è un movimento che è stato fondato da Eunice Kennedy, che è una delle sorelle Kennedy 50 anni fa. Non è più l'obiettivo la prestazione atletica, quindi non ce ne frega niente chi arriva primo, ma il miglioramento su se stesso dell'atleta. Cioè l'atleta, siccome c'è una disabilità intellettiva a volte più o meno gravi, vengono divise le categorie in base proprio alla disabilità intellettiva. In base a questo è chiaro che la prestazione atletica per noi non è importante, difatti il motto che ha per dire Special Olympics è che io possa vincere, ma se non vinco fa che io possa provarci con tutte le mie forze. E quindi l'obiettivo è quello, attraverso lo sport, di migliorare se stessi, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Quindi lo sport integrato, non esiste uno sport, è lo sport, diciamo. È lo stare insieme. È quello di stare insieme, giocare, divertirsi, perché il gioco è un modo di comunicare unico al mondo, è meglio di internet. Io ho insegnato in Etiopia, in Mali, in Senegal senza conoscere la lingua, però attraverso lo sport comunicavamo benissimo. Quindi il gioco è il modo di comunicazione eccezionale, unico. Una volta che si stabiliscono le regole, come nel calcio, chi tira il pallone dentro la rete ha vinto, basta, ognuno fa le sue regole. Lo sport integrato è giocare insieme, ma per il gusto di giocare, per migliorarsi, per comunicare, per relazionarsi. Allora, grazie, la devo La prestazione olimpica invece è il risultato competitiva. puro, chi è il più forte. Allora, il nostro tempo purtroppo a disposizione è finito, quindi io ringrazio il professor Clinori, ringrazio il professor Babbo, l'assessore Adaiuri, Miriam Tulissi, grazie per essere stata con noi, grazie a voi ragazzi, alla regia. L'appuntamento è per domani in replica alle 21 e venerdì prossimo non perdete l'ultima puntata di Effetto Friuli Giovani. Buona serata. Ormai è stato molto chiaro, molto chiaro. Uno comunque la prestazione. I stay out too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Supermercati De Spar, Eurospar, Interspar.